Ecofarmacie è un'iniziativa della Regione del Veneto con il supporto di Arsenal IT, che propone una nuova gestione della prescrizione farmaceutica per eliminare il promemoria cartaceo garantendo una soluzione completamente digitale. Come dicevamo nei moduli precedenti, il cittadino, dopo essersi recato dal medico e aver rilasciato il proprio consenso all'apertura del fascicolo sanitario elettronico regionale, potrà ritirare i farmaci prescritti anche solo con la propria tessera sanitaria o con lo smartphone. Il farmacista, infatti, potrà gestire la prescrizione attraverso il proprio sistema informatico. Ma come funziona la gestione dell'erogazione nei casi in cui il software gestionale della farmacia non funzioni? In questi casi, infatti, le informazioni di erogazione non vengono comunicate al sistema di accoglienza regionale. Pertanto, si procede ad apporre le fustelle nell'apposito registro di disservizio. Vediamo allora insieme come funziona la gestione del registro di disservizio. Ogni foglio del registro deve essere stampato dalla farmacia e compilato con data di erogazione delle fustelle, codice regionale della farmacia composto dal codice azienda e dal progressivo numerico della farmacia riempiendo con gli zeri gli spazi a sinistra, numero progressivo del foglio riferito al mese di contabilizzazione e il timbro della farmacia. Devono essere inoltre compilati per ogni singola ricetta i campi relativi alla prescrizione, numero di ricetta elettronica NRE, codice di esenzione, valore 0 per indicare l'erogazione totale, 1 per indicare l'erogazione parziale in apertura e 2 per indicare l'erogazione parziale in chiusura. Il registro di disservizio ha un utilizzo giornaliero e le fustelle contenute in ogni foglio devono essere state erogate nel giorno indicato nella testata. Questo vale anche per l'erogazione per assistiti di altre regioni. Non è necessario che tutti i fogli del registro siano completamente riempiti. Ma come si applicano correttamente le fustelle sui fogli del registro di disservizio? Innanzitutto le fustelle devono essere poste esclusivamente negli appositi spazi premarcati, senza sovrapposizione, non capovolte, senza l'inserimento di indicazioni a penna o matita per non compromettere la lettura ottica. Vediamo ora i vari casi d'uso che si possono presentare. Erogazione totale, ovvero tutti i casi in cui l'erogazione viene chiusa in un unico momento. Dopo aver compilato i campi NRE ed esenzione, le fustelle dovranno essere apposte negli spazi premarcati. Verrà quindi compilato il campo erogazione con il valore 0. Erogazione parziale in apertura, ossia i casi in cui l'erogazione viene iniziata in regime di disservizio ma non viene chiusa in un unico momento. Dopo aver compilato i campi NRE ed esenzione, le fustelle dovranno essere apposte negli spazi premarcati. Verrà quindi compilato il campo erogazione con il valore 1. L'erogazione parziale iniziata in disservizio va chiusa in disservizio, seguendo la procedura di erogazione parziale in chiusura. Erogazione parziale in chiusura, ossia i casi in cui l'erogazione viene chiusa in regime di disservizio. Questo vale sia nei casi in cui l'erogazione sia iniziata in regime di disservizio o in regime ordinario. Dopo aver compilato i campi NRE ed esenzione, le fustelle dovranno essere apposte negli spazi premarcati. Verrà quindi compilato il campo erogazione con il valore 2. Per tutti e tre i casi sopracitati è possibile procedere con l'invio informatico dell'erogazione, non appena il gestionale sia nuovamente utilizzabile. In questo caso dovrà essere barrata con una X la casella Recupero erogazione. Si ricorda infine che per tutti i casi in cui attualmente non sia possibile l'erogazione in regime ordinario, esempio applicazione dell'articolo 6 e dispensazione di farmaci di importazione,
deve essere utilizzato il registro di disservizio, annotando nell'apposito spazio dedicato alle note le usuali indicazioni. A questo punto il processo è quasi terminato. I registri devono essere ordinati in ordine progressivo e non pinzati assieme ad altri registri. Vanno raggruppati in un'unica mazzetta per essere consegnati nel mese di contabilizzazione all'azienda sanitaria di riferimento, assieme alla distinta contabile riepilogativa. Vuoi saperne di più? Abbiamo preparato per te altri moduli formativi. Scopri gli altri moduli.